Atlas è una collaborazione che è nata dall'unione di due gruppi di lavoro che erano Eagle e Ascot, che si sono poi messi insieme a formare questo gruppo di persone che ha dato vita poi all'esperimento Atlas. Nel 92 appunto si è cominciato a parlare di collaborazione Atlas, che ha chiesto finanziamenti nel 94 per averli poi accordati dal CERN nel 95. Si è cominciato a costruire l'esperimento nel Pozzo nel 2003 e si sono presi i primi dati nel 2008. Uno dei goal fondamentali dell'esperimento Atlas era sicuramente l'identificazione e la misura delle proprietà del bosone di Higgs, e questo è stato un successo raggiunto. Nel 2012 c'è stata la scoperta per la quale poi è stato assegnato il Nobel a Higgs e Englert nel 2013. Oltre a questo, Atlas ha il merito di avere preso dati in modo estremamente efficiente, testando un modello standard a varie energie e confermandone la validità. Quindi ha cominciato da poco un'era di misure di precisione che non erano attese nemmeno da un esperimento a un collisionatore hadronico. E poi sono stati anche messi limiti sulle masse di particelle previste da nuovi modelli di fisica, oltre al modello standard, che è la teoria, diciamo, che attualmente spiega tutto quello che vediamo in ambito microscopico. Diciamo che stiamo aspettando tutti con molta ansia i nuovi dati, perché naturalmente il lavoro del fisico non si esaurisce con la scoperta dell'Higgs, ma abbiamo tutta una serie di modelli che ci sono stati forniti ai teorici da testare, e chissà, magari avremo anche qualche sorpresa e qualche identificazione in attesa, qualcosa di nuovo, che è un pochino quello che, diciamo, sogniamo tutti facendo questo lavoro. La collaborazione Atlas consiste di 2900 autori scientifici che vengono da 38 paesi e circa 182 istituti. L'Italia contribuisce con 250 scienziati, molti giovani, e 14 istituti e università che vanno da Trento a Cosenza, quindi attraversiamo tutta l'Italia attraverso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. La comunità italiana INFN è stata impegnata nell'esperimento Atlas sia dagli albori, ed è impegnata su tantissimi fronti, a partire dalla progettazione all'inizio, poi la realizzazione, la costruzione, i test e adesso anche la cosiddetta maintenance, nonché gli upgrade futuri. Si lavora in Italia sul rivelatore a muoni, ma anche sul tracciatore, sul calorimetro hadronico, sul calorimetro elettromagnetico, sull'acquisizione dati e trigger, e anche sul rivelatore per la misura della luminosità. Lavorare in una collaborazione così ampia, sia a livello internazionale che a livello stesso dell'INFN, non è semplice, sia dal punto di vista scientifico, sia dal punto di vista delle capacità di collaborazione con gli altri che si devono sviluppare. È anche per un'avventura molto emozionante, perché è un ambiente in cui si cresce, si impara a comunicare, si impara a sviluppare appunto queste doti di interazione e capacità di sintesi di tanti progetti e tante informazioni, e soprattutto è un posto dove si vede lavorare uniti da un progetto, da un sogno comune, persone completamente diverse, donne, uomini, giovani e vecchi, persone che vengono da paesi che sono stati, sono o saranno in guerra, ma che hanno un obiettivo che perseguono e gli fa superare tutte le differenze. Questa forse secondo me è la cosa più bella di lavorare in questo ambiente, e il regalo più bello che a me personalmente ha fatto l'INFN.